Il calciomercato si infiamma e il Napoli è già al lavoro per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Restate fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che potrebbe cambiare il settore offensivo degli azzurri. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è concentrato sul rafforzamento dell'attacco e ha già due nomi in cima alla lista: Lorenzo Lucca e Rasmus Djlund. Lucca, attualmente all'Udinese, è emerso come una delle principali opportunità sul mercato e il suo trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 35 a 40 milioni di euro. Il Napoli ha mostrato interesse per l'attaccante già la scorsa estate e si è messo in contatto con il club friulano. Inoltre, potrebbe ricevere un significativo aumento di stipendio e diventare l'immediato vice di Lukaku, anch'egli nel mirino dei partenopei. Djlund, invece, è attualmente al Manchester United, che lo ha acquistato per 75 milioni di euro. Ma potrebbe finire per vendere l'attaccante per alleviare la propria crisi finanziaria. La trattativa, tuttavia, è più complessa perché il danese ha ancora mercato in Premier League. Ma c'è di più. Mentre l'attenzione è concentrata su questi due nomi, un altro attaccante potrebbe emergere come opzione a sorpresa sul mercato: Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, che ha brillato la scorsa stagione per il Bologna, aiutando il club a ottenere una storica qualificazione alla Champions League, non ha ancora deciso il suo futuro. Tuttavia, le sue prestazioni poco convincenti potrebbero spingere il Manchester United o un altro club a renderlo disponibile per il trasferimento. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi. Il Napoli dovrebbe investire su Lucca, tentare la difficile trattativa per Djlund o cercare un'alternativa come Zirkzee. Chi sarebbe il rinforzo ideale per l'attacco del Napoli? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.